A determinati contagi, io ribadisco, è l'impossibilità di dare una vera separazione dovuta al fatto che c'è una piccola parte degli ospiti che la rende impossibile e inattuabile. Gian Lorenzo Marinese, presidente della Nova Facility, la società che gestisce l'ex caserma Serena, parla per la prima volta dopo lo scoppio del nuovo vasto focolaio di Covid. Era rimasto in silenzio quando ci furono i 133 positivi, ora che il numero è quasi raddoppiato e gli attacchi alla gestione del centro si moltiplicano, spiega che all'interno la presenza di un gruppo di violenti impedisce di far rispettare le regole anticontagio. Ci furono degli ospiti, circa una decina, che sequestrarono i medici della ASL e dei nostri dipendenti. Quegli ospiti purtroppo, nonostante denunce, nonostante le varie segnalazioni, non sono mai stati allontanati dalla struttura. Ecco, quegli ospiti sono gli stessi che in questi giorni ci stanno rendendo molto difficile il lavoro. Questi ospiti stanno addirittura schernendo quelli che vogliono isolarsi, stanno schernendo quelli che si mettono la mascherina, rendendo di fatto impossibile ogni tentativo di separazione. Ma c'è anche il tema sanitario, perché il sospetto che lancia Marinese è che il virus dalla caserma a giugno non sia stato completamente debellato. Il 10 e 11 giugno vengano trovati i primi 2 positivi all'interno della struttura, vengano fatti i tamponi a tutti ed erano tutti negativi. Dopo 8 giorni di quarantena, senza fare degli ulteriori tamponi, viene dichiarata la caserma Covid-free. E adesso, a distanza di poco più di un mese, ci troviamo oltre 200 casi di positività all'interno. Dovete pensare che è positivo anche un mio dipendente che è 3 settimane che non metteva piede in struttura perché era in ferie. Come a dire, aveva contratto il virus ben prima. L'ex Serena non va demonizzata, aggiunge, è stata una struttura fondamentale per rispondere a un'emergenza. Ora, conclude, rispetto al Covid, non rimane che attendere che il virus faccia il suo naturale decorso. A questo punto aspetto che questa pandemia finisca, aspetto che questa situazione di difficoltà all'interno della struttura finisca con dei tempi, essendo praticamente tutti positivizzati, aspettiamo che si negativizzino e che finisca questa brutta vicenda.